Impegno casalingo per l'Under 21 Next Gen del Torre Grotta. Al Pietro Gangemi si gioca la quarta giornata valevole per il girone A del campionato di terza categoria. I padroni di casa sono reduci dal successo per 1-2 contro l'Arcigrazia e scendono in campo per il derby contro l'Academy Torre Grotta. Quest'ultima, dopo il KO di misura contro il Rocca Valdina, cerca punti pesanti in classifica con la possibilità di agganciare gli avversari che sono distanti 3 lunghezze. L'11 del Torre Grotta: Di Paola, Rebici, Salvo, Girio, Previti, Magazzù, Arimondi, Errante, Sciotto, Guido, Pino. Si parte col film del primo tempo, 5 minuti. Torre Grotta Next Gen avanti, Samuele Pino si defila sulla fascia destra, punta l'avversario 1 contro 1, sguardo in mezzo, arriva la corrente Magazzù che perfettamente si inserisce in area e trova lo spunto che vale l'1-0 al Pietro Gangemi. Rivediamo alla perfezione, irruento quanto basta, il calciatore con la maglia numero 4 e poi bravo a pescare il jolly col tentativo mancino. Al 28esimo la prima chance offensiva dell'Academy Torre Grotta. Dopo tanti minuti di poche emozioni arriva una punizione di Morabito da lontano oltre la traversa. Al 31esimo Sciotto lancia la corsa di Errante a sinistra, uno sguardo verso la porta, se la porta sul destro che è il piede preferito e lo incastra alle spalle del portiere. 2-0 del Torre Grotta, gara che sembra in netta discesa per i padroni di casa che alla mezz'ora aumentano le distanze dall'Academy. Al 43esimo c'è però un cambio, si fa male ed esce Previti, al suo posto entra Emanuele Pino. Di lì a poco termina il primo tempo al Pietro Gangemi. Il derby tra Torre Grotta e Academy Torre Grotta premia i primi che vincono per 2-0. Al 50esimo ancora la Next Gen torrese con Emanuele Pino che serve la corsa di Samuele Pino, va al tentativo col sinistro, il pallone finisce di un soffio fuori. Minuto 55, la Next Gen continua a tartassare la difesa avversaria, stavolta Arimondi va a calciare, para Salvatore Pino. Minuto 56, Academy, palla dalle retrovie per Costa, si coordina al volo, Di Paola riesce a salvare tutto. Rivediamo poi anche il tentativo di Salvatore che invece non trova la conclusione per ribadire in rete. L'abbiamo rivista grazie al nostro rallenti questa chance propizia per gli ospiti. Al minuto 66 cambio per la Next Gen del Torre Grotta, esce Magazzù ed entra Domante. Al 73esimo Arimondi in fila per Errante, passa ancora il numero 7 che entra in area, la conclusione viene alzata in calcio d'angolo da Pino. Minuto 75, Next Gen Torre Grotta che attacca a destra, sombrero di Errante che poi manda in corsia il compagno Samuele Pino, inserimento perfetto, arriva però la chance sul piede di Emanuele Pino che toglie letteralmente la possibilità di fare gol al compagno, ma ciò che più conta è il 3-0 dei padroni di casa. Ancora una rete per l'Under 21 Next Gen del Torre Grotta che chiude di fatto la pratica. All'80esimo c'è ancora una chance, Emanuele Pino va a calciare, pallone a fil di palo. 84esimo esce Arimondi, entra Schevis. 88esimo esce Errante, entra Antonazzo. Finisce così al Pietro Gangemi di Torre Grotta. Tra gli applausi il Torre Grotta vince 3-0 contro l'Academy Torre Grotta. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.